Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, insomma, continuiamo la passeggiata invernale di Scratch con ospiti sempre che si alternano. Oggi un po' di protesta la faccio, a parte che avremo due servizi che non appartengono al mondo del ciclismo ma appartengono al mondo dello sport. Quello sport che aggrega, quello che penso io. Uno è siamo a Vittorio Veneto con una gara per corridori, insomma, campestre. Poi i mondiali di nuoto in acqua ghiacciata a Molveno. Sono due sport, due eccellenze che stanno facendo veramente, stanno dando un grande successo, specie il nuoto con le piscine ghiacciate. Vedremo le immagini, sono fantastiche. Ma perché credo sempre che lo sport possa essere quello spartitraffico dove la gente debba avere un attimino di rispetto, dove la gente che pratica sport non va ad oziare, a spaccarsi la faccia così nei bar o nelle piazze, che oramai è diventata una cosa che non si può più sopportare. E gente che fa sport non sta tanto nei social a criticare, se non i dirigenti, ma i ragazzini non lo fanno perché hanno bisogno di allenarsi, hanno bisogno di studiare e hanno bisogno che il mondo adulto si prenda anche cura di loro in qualche maniera. Quel mondo adulto che tutte le volte che succedono delle disgrazie, nella maggior parte dei casi volta le spalle. Lo dico perché io per tanti anni ho fatto insieme all'avvocato Bottoli, con i familiari vittime della strada, ho sempre raccolto le testimonianze degli ultimi, di quelli che avevano investiti, di quelli che insomma morivano per le stragi del sabato sera, quindi sono sempre stati sensibili. Ma il problema è sempre quello, che quando poi accade un fatto del genere, e mi riferisco all'ultima vittima della strada, questa povera ragazza di 19 anni che non aveva ancora visto niente dalla vita se non il suo sogno di poter interpretare la sua vita come voleva, con lo sport, con lo studio, con gli amici, con le amicizie. E quando io leggo è morta una ciclista mi arrabbio tanto, è morta una figlia, è morta una sorella, è morta una cugina. E poi è morta anche una ciclista, perché queste distinzioni mi fanno venire veramente la pellagra. E come al solito annoveriamo l'ennesima vittima nell'indifferenza totale, dove c'è stato veramente un disegno di legge assurdo, dove gli assassini che ammazzano queste povere vittime si celano dietro miliardi di scuse, e ne parleremo insieme a due ospiti. Uno è Raffaele Ferrara, lo chiamo Lello. Ciao Lello. Ciao Nicola, ciao a tutti. È un piacere enorme. E l'altro è il vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana, al quale chiaramente darò i miei auguri perché faccia un quadriennio sereno e come sa fare lui, e insomma incoraggiandolo nel nostro piccolo per quello che possiamo fare, che è Stefano Bandolini. Grazie dell'invito, buonasera. Grazie Stefano, poi ti chiamerò presidente se vuoi. No, assolutamente, Stefano va benissimo. Stefano. Allora, Lello, so che tu sei stato insieme a Dagnoni al funerale di questa povera ragazza. Sara Piffer, sì. E la chiesa colma. Io ti faccio una provocazione. Là doveva andarci a Bodi, là deve andarci un ministro. Là, se non ci interessa, non si interessa la politica, qua non c'entra niente la federazione, come non c'entra nulla nessuna federazione. Se non vanno i personaggi politici che possono veramente influire con delle leggi adeguate, perché se tu sai che adesso è l'uomo, l'autista che può discriminare il 1,5 metri o meno a seconda di dove si trova, quasi un giudice o subgiudice che può decidere se
può superare un'arma se non ce l'abbiamo qua, continuo a dirlo. Che cos'è intanto la tua emozione? Vabbè, io ti dico questa, dopo le votazioni avevo deciso di stare distante dai social per ricaricare le energie, no? E ripartire lunedì pronto per parlare del ciclismo. E avevo preso questa linea proprio per riposarmi e dedicarmi alla mia famiglia, però quando ho saputo che mi è arrivato il messaggio di Sara ero combattuto. Ne parlavano tutti e non ho potuto estraniarmi e non pensavo che una foto e un pensiero dedicato su un social, su Instagram, potesse suscitare così tanta attenzione, no? Però sono quelle attenzioni che purtroppo non portano a nulla, perché che il mio pensiero, io in questo pensiero ho chiesto scusa perché me ne vergogno per quello che è successo a sta ragazza, no? Perché poteva capitare a me, a te e a chi per esso, anche perché la dinamica poi stanno vagliando sicuramente chi deve capire. È stata una giornata triste. Parlavi di Abodi, il presidente Cordiano Dagnoni ha fatto un appello anche in quei giorni qua, certo, al ministro. Speriamo venga accolto, più che altro perché ci sono temi importanti. Abbiamo corso in bici tutti e penso che oggi in Italia vada fatto qualcosa. Io, secondo me, lo posso dire perché lo dicono tutti, sì, ok, le pene sono importanti, no? Però secondo me io ho 3 figli, il più piccolo ne ha 11. Se noi iniziamo alle elementari, magari loro vogliono andare anche nelle autoscuole ed è giusto, però se noi iniziamo con i bambini, di scuola. sì, se noi iniziamo con i bambini anche all'interno di una chiesa, all'interno di un qualsiasi cosa che il bambino magari tra 13 anni che ne avrà 18 capirà forse, certo. Ma se non cominciamo mai, secondo me avremo sempre dei problemi. Negli anni 90 il traffico, diciamo che è sempre stato quello, dai, noi ci contiamo le stupidaggini, il traffico è aumentato un par di ciuffoli. Ma c'era secondo te un po' più di educazione oppure oggi è proprio un far west? Ti dirò di più, ho fatto per 12 anni il camionista. E quando correvo io forse eravamo anche in meno e forse la cultura del ciclismo era anche un po' più considerata, eravamo uno sport importantissimo. I ragazzini di adesso sicuramente non hanno voglia di fare quello sport che noi ci prodichiamo ad insegnare. E secondo me non me ne vogliono i genitori di adesso sono anche meno sul pezzo rispetto a quando mio papà mi dava 2 schiaffi e mi diceva di stare zitto. Oggi il telefonino, i ragazzini che hanno sempre più cose e non le devono cercare, secondo me tutto questo crea, poi magari mi sbaglio, però crea il distacco e questa leggerezza, perché se il papà è un cattivo esempio in macchina col telefonino, il figlio non potrà mai avere un buon esempio. Questo è quello che lo faccio anch'io da papà, io cerco di... No, sono d'accordissimo, i nostri comportamenti sono quelli che insegnano, non esiste un mestiere. E poi volevo solo dire questo, perché io ho conosciuto il presidente Cordiano Dagnoni e non è né una sviolinata né niente, perché tutti sanno che rapporto amici, con Cordiano. Però la cosa che mi ha colpito è che, sai, tanti proclami anche prima delle votazioni, ma Cordiano è arrivato ai funerali di Sara, si è messo in disparte, sofferente, e l'ho accompagnato io in stazione, è arrivato giù a Roma alle 10:30 di sera, quindi vuol dire che... per fortuna non c'erano le elezioni prima. No, vabbè, questo sì, magari poteva essere strumentalizzata questa cosa, penso, però mi dispiace perché veramente speravo ci fossero molte più persone che potevano magari essere presenti sul pezzo, e chi è venuto ai funerali di Sara è venuto veramente perché è venuto da essere umano. Certo. Allora cambiamo capitolo, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, perché credo che comunque abbia colpito un po' tutti questa notizia, Stefano. Ma sicuramente sono notizie che fanno venire il groppo in gola e spaccano il cuore. Purtroppo ci diciamo sempre che speriamo non succeda più e settimanalmente siamo qui a contare. Spero veramente finisca. Mi preoccupa tanto. Sono le scuse che dicono queste persone che ammazzano queste persone. Qua mi pareva che questo che ha ucciso sta ragazza era un colpo di luce. Ma al di là del colpo di luce che ha visto questo signore, io ho visto qualche social, perché frequento anch'io i social anche se ho una certa età, e rimango sbalordito dai leoni da tastiera che poi scrivono andate nelle piste, richiudetevi, quindi siamo veramente anche ostaggi di gente pericolosa. È gente triste. Io dico sempre, faccio un esempio, adesso non c'entra niente con il nostro, ma per darti l'esempio di quello che tu dici è la verità.
tutti hanno seguito la storia di Memmo Remigi, no? Non so se tu conosci quel cantante a 80 anni che gli è scivolata la mano sul culo, va bene, ma nessuno se n'è accorto. La persona che mi fa veramente pena è colui che è andato a smanettare sulla trasmissione e ha messo il cerchio, perché è tutto partito da là, perché se no non si sarebbe accorto. Non sto a dire se ha fatto bene, ha fatto male, ma non si può condannare una persona perché uno su social smartella così, persone tristi, persone sfigate che non hanno altro che fare questo motivo qua, perché io sono lontano dai social. Si può denunciare, si deve denunciare, ma in maniera corretta, non in maniera becera, perché sennò credo che non faremo mai, facciamo un passo avanti ma 3 indietro. Assolutamente sì. Ecco, allora cambiamo adesso discorso, va bene? Ci sono state queste elezioni, tu sei vicepresidente vicario, intanto auguri, sono contento per la tua performance. Anche io ho letto una cosa che è spiaciuta prima all'Elenia, ma anche a me, perché do anche una motivazione, che è un po' quella che non si conosce profondamente né coloro che sono tanti anni che sono nel mondo delle due ruote e nemmeno tanto i corridori, poi ne faremo alcuni esempi, che non avrebbero dato un centesimo sulla tua persona, no? Beh, io conoscendoti da Monteprat, con quei funesti campionati italiani che non videro nessuno, perché c'era una nebbia, mai stata la nebbia a Monteprat, e già là cominciavi, ma avevi già un po' di esperienza. Guarda, non godo di fama olimpica, però è solo dal 1979 che frequento l'ambiente del ciclismo, grazie a mio papà che mi ha inserito nella società di cui lui era il fondatore. Dal 79 ad oggi ho fatto tutte le categorie giovanili fino ad arrivare ai juniores, dove ho avuto un bruttissimo incidente. Oggi vengo ricordato non per le vittorie che ho avuto, ma per l'incidente. Sono curioso, scusami. Ho avuto un brutto incidente in una discesa, invece di fare la curva sono andato dritto e ho preso un palo in pieno. E ho fatto 1 anno e mezzo, circa quasi 2 di ospedale, quindi io so cosa vuol dire non star bene per lo sport. Da lì ho iniziato la carriera sportiva, se così possiamo dire, diversa dall'atleta. Ho fatto il direttore sportivo in una società friulana famosa, ho seguito qualche professionista a livello personale, fino a quando nel 2016 mi sono messo in gioco come dirigente e dopo aver vinto 3 volte le elezioni in Regione Friuli Venezia Giulia, ho provato, mi venga concesso il termine, la scalata nazionale. Scalata nazionale è frutto di un lavoro di squadra avvenuto per 10 mesi con altri comitati regionali, altri presidenti, e quindi il ringraziamento va dato a loro per la mia nomina. Lo fai per passione, perché nessuno vuole dire soldi, voglio dire, quello è il problema, che io continuerò a dire che se non facciamo qualcosa anche nei comitati regionali faremo fatica a trovare dei presidenti, perché ragazzi il tempo ci va. Lui prima ha parlato di Cordiano ha la possibilità di farlo, ma non tutti hanno la possibilità, però potrebbero avere delle capacità. Io, se mi permetti, ne correva l'anno 2013 e nel Mondiale di Firenze avevo 3 atleti che correvano con la mia società, mantenuta completamente in toto dal mio portafoglio, non avevo sponsor e diciamo che quella squadra mi è costata un appartamento. Immagino. E la passione è questa, sì. So cosa dici, meglio dici. Questa passione di altre. Beh, guarda, io adesso, siccome quest'anno io non ho fatto il ciclocross, il trofeo Triveneto, ma sono legato comunque al parco Fender di Vittorio Veneto con l'amico Giacomo Salvador, mando la corsa a piedi, corsa campestre, bellissima, con tantissimi atleti, tantissimi sportivi che non sono poi tanto diversi dai ciclisti, forse meno cacciari, mi pare che vadano un po' più d'accordo, mi pare, però guardiamo le immagini. Ricaricare la tua auto non è mai stato così facile. Fermati alla nuova stazione di ricarica Autofficina Sandri con 7 punti di ricarica. Scarica l'app gratuita Zapgrid, registrati, associa la tua carta di pagamento, inquadra il QR code per sbloccare la tua presa di ricarica e in poco tempo la tua auto sarà pronta a ripartire. Autofficina Sandri, statale Cittadella Bassano. 40 anni di corsa campestre a Vittorio Veneto, un appuntamento immancabile nella stagione regionale, uno spettacolo di fatica e passione che nell'area Fender è ormai un classico dell'inverno sui prati. Organizzato dalla Silca Ultralight Vittorio Veneto, il cross Città della Vittoria ha tagliato il traguardo delle 40 edizioni
coinvolgendo oltre 1300 atleti di tutte le età, dai 6 agli 80 anni. Era il secondo appuntamento dell'annata regionale 2025 e per gli atleti del settore assoluto rappresentava chiaramente anche la prima delle 2 prove di qualificazione del campionato nazionale. Una settimana dopo Dogis Cross di 90 a Padovana, molte gerarchie sono state riscritte. Massimo Guerra, atleta atletica vicentina, e Anna Frigerio, atleta lecchese di Assindustria Sport, assenti nella prova inaugurale, si sono imposti nelle gare seniores promosse e quindi Guerra ha chiuso i 10 km in 31,01, staccando Andrea Betteon, vittoria atletica in 31,23, ancora una volta secondo il tricolore under 23 della 10 km su strada Thomas Deste. Assindustria Sport in 31,25, quinto preceduto anche da Andrea Zamperetti, atletica Botecna in 31,34, il vincitore di 7 giorni fa Giacomo Esposito, atletica San Biagio, con 31,46 meno a proprio agio su un percorso ricco di curve e saliscendi come quello vittoriese. Recita solitaria anche per Anna Frigerio, che ha completato il percorso di 8 km in 29,32, staccando nettamente Miria Sartor dell'atletica Ponzano con 30,13, leader a 90 Padovana, e Martina Lucchini, atletica insieme Verona con 30,38. Curiosità, all'11° posto si è classificata la vittoriese Valentina Bernasconi, atletica Mogliano, quindi giocava in casa. Pietro Galassi, Assindustria Sport in volata, e Leila Colussi, Ana Atletica Feltre per distacco, si sono imposti nelle gare juniores. Tra gli allievi, seconda vittoria stagionale per Andrea Pol, vittoria atletica e recita solitaria della veneziana Beatrice Vedovato, atletica Mogliano, che ha preceduto la gemella e compagna di squadra Margherita. Nel settore promozionale, dove si è corso per la seconda prova del campionato regionale di società, successi di Ariele Olivi, Veneto Special Sport, già primo a 90 Padovana, e Giorgia Meneghetti, Silca Ultralight Vittorio Veneto nella categoria cadetti, mentre il bellunese Samuele Bogno, GS Astra, e Sofia Aurelia di Tos Atletica Jesolo Turismo hanno trionfato nella categoria ragazzi. La mattinata all'area Fender, con gli applausi anche dell'olimpionica Gabriella Dorio e dell'ex maratoneta azzurro Ruggero Pertile, intervenuti in rappresentanza del comitato regionale. Per quanto riguarda le gare master, valide come campionato regionale individuale, Diego Via, il GS Quanti Alpen Plus, ha tagliato per primo il traguardo sui 6 km del raggruppamento maschile under 60, mentre Marco Pranovi, atletica Riviera del Brenta, ed Elisa Gullo, GS Quanti Alpen Plus, sono stati i più veloci sui 4 km della prova maschile over 60 e tra le donne. 19, 10 maschili e 9 femminili le maglie di campioni regionali assegnate, da segnalare anche 130 giovanissimi dai 6 ai 10 anni impegnati nella Corri Libero nei Prati, un concentrato di energia ed entusiasmo. 40 anni sono alle spalle per il Cross Città della Vittoria, ma il futuro è verde e garantito. Ben rientrati amici di Scratch, voi avete visto tutto, bellissime, belle immagini, è vero, però sei bravo a dirti sì. Volevo fare l'attore da piccolo. C'è una domanda da farti, ma lo squalotivo l'hai inventata tu? È una mia idea. Una tua Il idea. nome di Vincenzo, la mente, diciamo che ho creato io. Tipo la Bobo TV. Bravo, sì, dai, sì, è quella alla fine. Io dico sempre, se uno è bravo, devi anche avere il coraggio di dire ho copiato da uno bravo. La Bobo TV era un format che piaceva, funzionato, no? piaceva, poi il calcio, sai, hanno molti più elementi. Sì, Noi anche lì parliamo- però hanno poi litigato inesorabilmente. Sì, noi non abbiamo litigato perché non ci sono tutti questi soldi in palio, quindi diciamo che abbiamo la fortuna di essere uno sport abbastanza inquadrato e umile, ecco.
Però tutto quello che passa dai social, dove sono coinvolti, sono tutte idee mie, perché io la notte invece di dormire penso a queste cose. Immagino. Parlando sempre del fatto della conoscenza, Bandolin, io ad alcuni ancora in pre-candidatura, sai, c'era un po' di maretta, eccetera, che mi piaceva non sfogogliare o andare a rispondere. Mi permettevo soltanto di dire che c'erano alcuni nomi che la base sta funzionando, perché i nomi ci sono. Adesso viene in mente così Agostinacchio, che è stato... Ma tu sai chi è Agostinacchio? Pensano che sia un motociclista, hai capito? Ed erano dirigenti anche. Oppure non so se sanno chi è Rosato o Bessega, tutti gli juniores che hanno fatto grandi cose e stanno facendo grandi cose. Ma Viezzi, forse Viezzi un po' di più, perché lo hanno caricato un po' di più. Per cui anche la conoscenza forse ti fa mettere il dito, oppure cercare di trovare quell'individuo, perché sai che quell'individuo può portare voti alla squadra perché è una persona pregiata. Questo è anche un intuito di coloro che creano le squadre. Se tu non conosci bene i dirigenti, ma soprattutto i corridori che sono giovani, e allora la vedo poi dura anche poter replicare, perché giustamente non lo sanno, che hanno o forse sbagliato o forse non conoscono profondamente questo mondo, il mondo giovanile. I nomi che hai fatto poc'anzi sono nomi di grande blasone e spessore atletico che sicuramente nei anni a venire ne sentiremo parlare. Agostinacchio, un grande fuoristradista, un grande ciclocrossista, campione europeo. Bessega, mio corregionale, se mi permettete è stato uno dei migliori juniores insieme a Rosato, corridore vicentino. Viezzi, campione del mondo. Io di tutti questi ragazzi ricordo da quando sono giovanissimi, ho visto la loro crescita esponenziale e raggiungere risultati che oggi ci invidiano tutte le altre nazioni. Il quartetto della pista, miracoloso, cioè voglio dire, non la vedevo questa grande debacle se non conosci poi profondamente che c'è un riciclo, c'è un fermento. Ma perché comunque alla base ci sono le società serie che su tutto il territorio nazionale si adoperano quotidianamente e fanno sì che questi ragazzi crescano con serietà e lavoro che paga sempre, insomma. Andiamo alle convocazioni. So che a te piace un po' il ciclocross, o sbaglio, no? Porco boia. Allora io adesso siamo una regione anche storicamente famosa per il ciclocross. Ma storicamente, più che altro in questi ultimi, dall'epoca un po' di Asezontone, con Zontone, con Timbuia, insomma, c'è stato anche lì un periodo di declino, adesso sono 10 anni che, insomma, Ma ti passa. spiego da dove è partita questa ascesa. Sul colle di Variano, paese del Abbiamo buon le Daniele immagini. Pontoni. Tu parli, ma ci sono le immagini di Il Variano. buon paese di Daniele Pontoni. 10 anni fa circa abbiamo fatto la scuola di ciclocross, Sì. dove Daniele era a disposizione di tutti coloro volessero imparare a guidare la bici, e le società e i tecnici regionali hanno affidato i loro atleti a Daniele e i risultati poi nel tempo si sono visti. Ecco, tutti dicono Daniele rimane, perché poi a un certo punto bisogna vedere se poi accetta, piano. Però Daniele dovrebbe rimanere commissario tecnico, noi ce lo auguriamo. Ma questi sono argomenti da Consiglio federale. Io ti posso dire che Daniele, oltre ad essere un tecnico preparato, è un grande motivatore e una grande bella persona. Sai perché? Perché ha giocato al calcio. Tifa al Torino. Lo so, caro mio. Io sono di Torino, tifo Inter, però ho giocato nel Toro. Allora, Gioele Bertolini, Stefano Viezzi, Samuele Scappini. Bene? Sì. Esperienza e innovazione. Non, manca Fontana, però Fontana quest'anno ha fatto quasi tutte gare regionali, non è che abbia fatto grandi cose. Poi mi pare che voglia fare il mountain bike. Grave errore secondo me, grave errore. Patrick Pezzorosa, Filippo Grigolini, Ettore Fabro e Mattia Agostinacchio. Insomma, juniores, qua ce la giochiamo. Io credo sia la prima volta, una delle prime volte che andiamo con il fiato grosso, insomma. Ma anche con Viezzi l'anno scorso eravamo Sì, andati, con però è Viezzi stata eravamo una andati- sorpresa. Oggi invece non è più una sorpresa, ci No, oggi è il attendono. campione europeo in carica Agostinacchio, però con Viezzi l'anno scorso col francese anche in Coppa del Mondo. Andiamo grossi, dai, questa andiamo volta col petto andiamo con la grosso. voce- sì, facciamo la voce grossa. Sì. Sì. Sono dei ragazzi di altissimo livello sì. tutti quanti. Sara Casasola, che spero che abbia e ritrovi il ritmo quello di novembre-dicembre, Carlotta Borello ed Eva Lechner. Questa è una bella sorpresa per me, perché chiude la carriera ed è una honoris causa, no? Cosa ne pensate? Ma io ti dico la verità, ci sta che un atleta che abbia dato tanto ad una nazione chiuda la sua carriera, ci sta. Condivido che coroni al meglio la propria carriera e speriamo in Sara
che trovi la giornata giusta, ma anche se non dimenticavo che Evan nella giornata buona potrebbe Esatto, sì. toglierci qualche soddisfazione. Non è solo il classico premio, l'esperienza ce l'ha. Io dico, accontentiamoci di una bella comparsata, perché con i ferri da 90 che ci sono, con tutto il rispetto, voglio dire, è bello già che sia stata convocata, ma è bello soprattutto perché dà un po' la dimensione dello sport, della condivisione, della compartecipazione. È un ringraziamento, in altri sport sarebbe molto difficile, quindi tiriamocela un po', no? Voglio dire solo una cosa, perché spero vada più forte del papà, visto che è stato mio fratello, Giorgia Pellizzotti, e mi auguro che possa fare molto molto meglio di Franco. Ci stavo Elisa Ferri e Giorgia Pellizzotti. Siccome ho dormito 6 anni in camera con Franco, ogni volta che vedo Giorgia dico per favore, ogni volta che vedo i figli dei miei ex compagni di squadra, chiedo il favore di comunque, quindi Giorgia c'ha il peso e il tifo da parte nostra. Ma è una ragazza che ha le idee chiare, Giorgia ha una le macchina idee da chiare. guerra. Loro sono giovani, aspettiamo. Sì, Esatto. sono giovani, ma sono junior, ma io credo a Pellizzotti, ragazzi È una miei. grinta. Era caduta in Coppa del Mondo, allora sento Franco che era in ospedale, gli faccio: ma Giorgia, fa qua in ospedale, ma non sappiamo se corriamo l'italiano, perché sai l'italiano è importante, ma abbiamo il mondiale. Io l'ho vista correre all'italiano, ho chiesto a Franco: ma sicuro che è caduta? E lei dopo l'arrivo, che poi purtroppo, per fortuna per l'altra, dopo è scesa la bici, zoppicava. Certo. Eravamo insieme all'italiano, lei zoppicava. No, niente. Una grinta, la grinta pazzesca, sì. pazzesca. Ragazzi, consentitemi di dire che ci sono dei fuori di testa più dei ciclocrossisti quando lo fanno col fango, che già fa freddino. Io ricordo delle gare anche a Villa Lagarina, che c'erano 2 gradi sotto zero, ragazzi miei, arrivavano congelati sti poveri ragazzi. Ma ho scoperto che ci sono dei pazzi, ancora più pazzi di loro, che fanno i mondiali sulle acque ghiacciate. Questa piscina con i cuboni puro di ghiaccio. E la temperatura è 1,5 gradi. Guardate queste immagini, a parte che sono stupende, ma veramente uno sport che sta facendo veramente la voce grossa, e tanti appassionati. Pensate, in Russia il primo mondiale erano 50 partecipanti, qua a Molveno c'erano quasi 800. Via le immagini. Siamo qui a commentare la chiusura dei campionati mondiali di nuoto in acque gelide. La prima tenutasi in Italia e il tasso di adrenalina è ancora altissimo per quella che è stata a tutti gli effetti una edizione da record per questa disciplina. Più di 750 partecipanti da tutto il mondo hanno gareggiato contro il gelo, proprio gelo delle acque della piscina dell'Acqua Park di Molveno, segnando svariati nuovi record mondiali. Una disciplina questa che sta attirando sempre più talenti da tutto il mondo. Quindi, come anche l'atleta olimpico statunitense Keaton Jones, che alza l'asticella della competizione e abbassando chiaramente i tempi. La squadra azzurra è la più numerosa di tutto il lotto, con ben 82 partecipanti e distribuiti su tutte le competizioni. Questo è stata veramente un appuntamento all'altezza della situazione, oltre a distribuire sorrisi, la voglia anche di stare insieme agli ospiti, agli altri atleti provenienti da tutto il mondo, decisamente anche grazie all'affetto traino determinato da questi grandi campioni, ma l'Ice Swimming azzurro quindi può dirsi che abbandona i tempi pionieristici ed entra nella fase adulta, quella in cui è all'altezza delle grandi nazioni di nuoto. Più lunga la tradizione di questo sport e la guarda dritto negli occhi, sapendo di giocarsi un ruolo da protagonista a livello internazionale. Insomma, ce la stiamo giocando alla pari.
Alcuni numeri la dicono tutta: la squadra più numerosa, 44 medaglie, e la vittoria assoluta di Egor Tropeano, che si laurea campione del mondo assoluto sui 100 rana, 10 ingressi nelle finali mondiali e 7 record mondiali di categoria. Questo è il bottino che gli Ice Swimmers azzurri regalano all'Italia. Senza contare i ben 9 swimmers azzurri che si sono misurati sulla distanza dei 1000 metri, quella più lunga ed impegnativa, quindi resa ancora più probante ai limiti dell'estremo delle temperature particolarmente basse dell'acqua. Pensate, 1,5 gradi il giorno dei 1000. Quindi Molveno ospita una disciplina ancora poco conosciuta nel mondo degli sport acquatici, ma è in grado di regalare tantissime emozioni, oltre a una carica di adrenalina fuori dal comune. Dotati solamente di occhialini, cuffie in silicone e costume da bagno, i partecipanti si immergono in acque che da regolamento devono essere inferiori ai 5 gradi, affrontando non solo un'esperienza sportiva eccezionale, ma anche una sfida estrema che mette alla prova i limiti della resistenza umana, ma anche la grande passione che ci mettono. Una sfida nella sfida, con un fascino difficilmente replicabile. Davvero, le immagini parlano da sole. Il campionato mondiale è un'importantissima vetrina per questa disciplina, che estremizza quella che in realtà è una pratica sana. Il freddo, infatti, stimola nel nostro corpo la produzione di endorfine e i calmanti naturali del corpo. Quindi, mentre nuotare in acqua fredda aumenta anche il flusso sanguigno e alza la temperatura corporea, fornendo numerosi benefici per la salute. Quindi, veramente una cosa incredibile quello che si svolta qui a Molveno. Durante la settimana si sono tenute più di 390 batterie divise in diversi stili di nuoto, tra cui stile libero, rana, dorso, farfalle e misti. Insomma, un po' come il nuoto tradizionale. Peccato che qua l'acqua è a 1,5 gradi. Il palcoscenico di questo evento sarà una piscina di 50 metri, collocata nel centro sportivo Acquapark sul lago di Molveno, dove le acque cristalline e gelide del lago faranno da sfondo e da campo di allenamento a questa incredibile competizione. Questi atleti straordinari, abituati a nuotare in ambienti ostili come al largo della costa della Groenlandia o nel gelido Pacifico vicino ad Anchorage in Alaska, sono ben consapevoli dei rischi che questa pratica comporta, ragion per cui prima di partecipare alla gara si sottopongono a rigide preparazioni atletiche ed accurati esami medici per avere le giuste idoneità. Un fenomeno in rapida espansione che ha visto crescere i partecipanti dai 50 della prima edizione in Russia ai più di 700 di questa. La sesta edizione degli Ice Swimming World Championship è infatti indice di uno sport che, pur essendo di nicchia, è in grande crescita a livello globale. Tutti da medaglia d'oro, per il mio parere personale, ma andiamo a dare una classifica, podi di categoria, quindi siamo con l'oro. Isabella Castiglioni 50, 100, 50 rana, 50 misto, quindi tanta roba. Natascia Eberstreit 50, 100 e 200. Poi abbiamo Paolo Parisotto 500 metri, 1000 metri e 100. Poi abbiamo Sara Bielak 50 e 30, Walter D'Angelo, poi Paolo Piscaglia, Maurizio Sanzullo, Luca Valeriani, Egor Tropeano e Claudio Moulet. Per quanto riguarda l'argento, Giovanna Barletta con i 100 e i 50, poi anche gli F60, Tommaso Livi 50 M30, poi abbiamo Natascia Pretto 50 e 45. Quindi questo è per quanto riguarda l'argento. Per il bronzo Natascia Pretto con i 50 dorso, 50 stile libero, e poi abbiamo Alessandro Corsini 50 dorso e poi abbiamo Sergio Nigri 50 rana. E quindi questo è il podio dei primi tre. Record mondiali: Natascia Eberstreit con 1,1987 sul 100 dorso, Isabella Castiglioni 50 dorso in 1,07 e 84, poi abbiamo sempre Isabella Castiglioni con i 200 metri misti 5, 40 e 46. Ingressi nel finale assolute: Natascia Eberstreit, Sara Bielak e Mario Sanzul. Questi sono i primi tre. Ma che dire, complimenti a Molvena, soprattutto complimenti a questa disciplina che sono sicuro che attirerà l'attenzione di tantissimi sportivi.
Ma è stata una competizione veramente entusiasmante sotto tanti profili. Sotto il profilo sportivo abbiamo avuto qua atleti di grandissimo livello, sotto il profilo turistico abbiamo avuto qua ospiti, tantissimi atleti e organizzatori, e se anche sto profilo sociale e culturale, perché siamo stati invasi da questa ondata di atleti da tutto il mondo che hanno portato una ventata di allegria e di simpatia che ha così coinvolto tutto il paese. Buongiorno, sono Alessandro Bettega, presidente di Molveno Holiday, che è il consorzio che si occupa per conto dei soci di tutte le attività legate al marketing. Siamo veramente felici di aver potuto ospitare un evento importante come quello del campionato mondiale di ice swimming. Siamo ormai abbastanza abituati a ospitare eventi, però solitamente che si svolgono sempre in estate, quindi questa novità dell'ice swimming per noi è stata proprio una prima assoluta. Siamo partiti tra il resto subito con l'organizzazione più difficile, quella appunto di un mondiale, e soprattutto in inverno, quindi la nostra macchina organizzativa si è dovuta dare da fare perché appunto abbiamo affrontato molte novità e di sicuro siamo stati molto felici di come sono andate le cose e siamo riusciti a portare praticamente 800 persone, atleti più gli accompagnatori, in un periodo comunque per noi un po' di bassa stagione, finite le vacanze, e quindi con alberghi pieni, ristoranti e negozi, e soprattutto anche il fatto che ci siano 46 nazioni presenti, quindi per noi veramente è un'ottima pubblicità anche all'estero. In estate, fine estate, ormai da qualche anno ospitiamo il mondiale di cross triathlon, e con questo mondiale invece di nuoto in acque gelide probabilmente saremo anche tra le località trentine che ambiranno ad essere una delle località appunto premiate dalla nostra provincia per aver organizzato degli eventi importanti. La scelta di Molveno nasce da due presupposti fondamentali. Primo, la mia conoscenza del posto, quindi del posto meraviglioso che è, perché ero venuto tanti anni fa a fare una gara di triathlon e poi ci sono tornato da turista, e poi dalla lungimiranza degli operatori locali che hanno capito le potenzialità di questo sport, cosa che invece non è stata capita in nessun'altra parte d'Italia in cui ho proposto questo evento. È stata una competizione veramente entusiasmante sotto tanti profili. Sotto il profilo sportivo abbiamo avuto qua atleti di grandissimo livello e anche sto profilo sociale e culturale, perché siamo stati invasi da questa ondata di atleti da tutto il mondo che hanno portato una ventata di allegria e di simpatia che ha così coinvolto tutto il paese. Quello che differenzia il nuoto l'ice swimming rispetto al nuoto normale è soltanto la temperatura dell'acqua. Per regolamento deve essere sotto i 5 gradi. Bisogna essere molto cauti, la preparazione deve cominciare il mese di settembre e man mano ci si allena e ci si abitua fino ad arrivare a poter nuotare a 5 gradi. Quest'anno abbiamo una nazionale di 82 nuotatori che ha portato a casa tantissime medaglie con anche parecchi record del mondo. È la nazione più rappresentata e credo che un anno fa non avremmo mai pensato di raggiungere questi risultati. Questa novità dell'ice swimming per noi è stata proprio una prima assoluta. Siamo partiti tra il resto subito con l'organizzazione più difficile, quella appunto di un mondiale, e soprattutto in inverno. Siamo riusciti a portare praticamente 800 persone, atleti più gli accompagnatori, e 46 nazioni presenti, quindi per noi veramente è un'ottima pubblicità anche all'estero. È stato un onore ospitare a Molveno il nuoto in acque gelide e devo dire che con la collaborazione di tutti gli attori e la partecipazione della comunità è un evento che è sicuramente riuscito e l'auspicio che si possa ripetere in futuro.
Ben rientrati amici di Sketch. Insomma, nuotare con 1,5 gradi, io credo chi è che lo fa? Io No. sono napoletano, no, magari lui, non so. Anche se arrivo dal mare. Ma è interessante, si preparano già da settembre, alcuni anche da agosto. È una preparazione lunga e molto molto complicata, perché rischi veramente delle sincopi, che poi ne hanno dei benefici anche a livello proprio sanguigno. Cioè, stanno studiandola questa cosa qua. E io ho detto, sì, mandami le immagini alla Elena Bellistracci, perché a me le novità incuriosiscono da morire. E credo che sia uno sport che farà sicuramente veramente un grande eco, anche perché vedere, siamo dei gladiatori questi qua. Incredibile, sulla piscina di Molveno, incredibile. Beh, chiudiamo questa parentesi che non è ciclistica. Allora, il tuo quadriennio olimpico cosa vuoi fare? Come vuoi impostare? Cosa vuoi capire? Intanto sono 8 giorni che siamo entrati e stiamo facendo e organizzando delle riunioni tra di noi informali per capire dove siamo arrivati, perché il grosso del Consiglio federale è nuovo. Dove vogliamo arrivare? Sicuramente continuare sul buon lavoro che il precedente Consiglio federale, al di là di tutto, ha fatto. Ha fatto parecchie innovazioni e ogni volta che si rinnova qualcosa crea dei disagi a qualcuno. Quindi secondo me ci saranno nuovi cambiamenti e bisogna supportarli e sopportarli, e qualcosa di buono sicuramente. E io credo che siete anche un po' fortunati, perché forse questo è il quadriennio giusto che vedremo sorgere il velodromo alle Bandie. Perché oramai i tempi sono questi, vero Lello? Quindi il patron Remo Mosole veramente se lo merita, ma chi più di lui se lo merita? Ma chi più di lui è stato un visionario, e quindi credo che sia una bella fortuna da una parte. Sì, sicuramente sarà il quadriennio buono per battezzare definitivamente il velodromo. Sì. Tu cosa pensi di questo velodromo? Quando nascerà? Ma io la prima volta sono andato l'anno scorso agli europei e sono contento di non aver fatto mai pista. Mai, vero. No, però sono entrato e sono rimasto a bocca aperta, anche perché poi mi hanno spiegato tutte le discipline, perché certo. io in pista, quando correvo io, non c'era la multidisciplina, quindi chi andava in pista aveva un buon colpo di pedale, però diciamo che eravamo standardizzati, ognuno aveva Posso la sua dirti la categoria. verità, Scratch è nata proprio con questa ipotesi, con questa missione. Scratch è una disciplina della pista più simile alla strada, gli ultimi 20 km da volata, chi vince vince. E io ho fatto Scratch proprio perché pensavo, e già a quell'epoca un Martini diceva che la pista era l'università del ciclismo, perché abbiamo sempre creduto in questo, tant'è vero che mi ho fatto con l'Anvi 6 giorni, insomma, qualcosa ho fatto, perché ho sempre creduto, importante come oggi credo che il ciclocross possa essere propedeutico anche alla bicicletta come la corsa, perché ci sono tanti ciclocrossisti che fanno corsa campestre. Sai cosa spero? Spero che in Italia arrivi una ventata di voglia e intelligenza e mancanza di rispetto, perché io quando vado all'estero agli eventi internazionali, al mondiale di ciclocross tu parcheggi qua, fai 4 km a piedi sotto la pioggia, e lo fanno tutti, anche gli italiani. Se tu organizzi una gara di ciclocross nel tuo paese e parcheggi a 400 metri... Sono tutti incazzati, sì. Hai ragione. Se tu vai in un velodromo... Hai ragione. Allora io vorrei che la gente in Italia, per togliere i figli anche dalla strada, i miei compresi, e per avere veramente un ciclismo, per non additare sempre qualcuno, iniziamo noi ad essere C'hai primi. ragione. Se fanno il velodromo e porti un bambino a vedere il velodromo, che è una festa, credimi che i bambini si divertono e mettono da parte il cellulare. Quindi io mi auguro che tutte le strutture che sono in corso vengono realizzate, i bambini possono andare con i genitori e che la mentalità italiana inizi a spostarsi un attimino verso il nord. Io che arrivo dal sud verso il nord. Questo è quello che chiedo agli italiani. Noi ce lo auguriamo, però la tua leggerezza, che a me piace molto più della tua serietà, tra virgolette, poi chi fa così mi sta sui coglioni. Non so perché, cosa... Non so, fare tra virgolette. Sai quando dicono tra virgolette? Quelli che fanno, ok. Tra virgolette, mi danno tra virgolette. Esatto. Cioè, tu sei andato a casa di Boca, ma c'è la faccia come il culo. Ma non solo, mi sono fatto un video che è diventato virale, ho fatto un video. No, io vado in giro proprio a chiedere le cose senza vergognarmi. Cioè, andare a casa di Tadei è un conto, ma portare a casa
qualcosa da casa di Taddei è altro. Sì, ma io faccio... Ma come nasce la cosa? Spiegamela. Ma guarda che Taddei non parla l'italiano, poco, io non parlo proprio inglese, si vede che è nata quell'affinità nel primo giorno che ci siamo conosciuti. La lingua dei bambini. Ma io gli dico, tutto a posto Taddei? Lui sì, tutto a posto, Lello, sì, questo ci diciamo io e Taddei e passiamo giornate insieme. Se ha bisogno, quasi mai ha bisogno, però se dovesse avere bisogno con uno sguardo gli passo l'acqua se siamo a mangiare e bere, cioè, però è un'amicizia... Non lo so, forse come quei mariti e moglie che non vivono insieme, forse se ci frequentassimo... Vi volete bene e basta. Ci vogliamo bene, esatto, sì. Beh, guarda, questa è una storia bellissima. Sì, ci vogliamo bene, ma anche con la famiglia, con certo, Mirko, con la mamma. Ma guarda, io non ho mai parlato inglese, non ho mai parlato... Io a un certo punto, tanti anni fa, mi trovai in un salotto con degli amici e questo mio amico, che oggi non c'è più purtroppo, aveva il suo caro amico che era un olandese. E io non spiaccico una riga, ma niente, lui non spiaccicava, ma... E noi abbiamo parlato tutta la notte. Il giorno dopo, questo mio amico chiese a questo Japs, che era suo amico ospite a casa sua, fa, ma tu mi devi spiegare, Nicola non sa un ciuffo di inglese, l'olandese non lo sa, tu non sai un cacchio di italiano, ma che cacchio di lingua avete parlato? Avete rotto tutta la notte. E lui gli ha risposto, abbiamo parlato la lingua dei bambini e degli ubriaconi. Sì. Ci siamo intesi, vuol dire veramente avere il massimo, no, dell'accoglienza. Ma forse ho la fortuna di avere sta faccia così, come dire... Vabbè, qua ci sta. Sta faccia che si può dire, non dico parole. E siamo andati al giro d'onore, eravamo, no? E c'era lì il presidente Malagò. Sai che per avvicinare Malagò... Sì, no, sei stato ma sei stato uno schifo. Ma come fai? No, E non era neanche tanto imbarazzato. No, c'aveva il suo detto stampa, sai, il suo che lo accompagnava. Faccio, posso fare una domanda al presidente? Fa, che tipo di domanda? Ma gli chiedo una cosa. E alla fine è venuto fuori un video simpaticissimo, no? Che magari da Malagò non ti aspetti una battuta perché lui poi sta allo scherzo, sta al gioco. Sì, ma e lui che mi prende per il culo me. Certo, poi, ma ne ha no? guadagnato lui anche come simpatia. Sì, e quindi... Forse questo ho la fortuna di tirar fuori dalle persone quello che tu mi hai visto. Tagliamoci il lato umano delle persone, forse. Questo forse. Beh, adesso in poi cosa farai? Non lo so. Cioè inventi di giorno in giorno. Esatto, io ogni giorno mi sveglio e creo qualcosa. Però abbiamo tante cose, tante sorprese, tante novità. A breve diremo tutto. Spero che me le vieni a raccontare qualche volta. Però, te lo dirò. Quando c'hai voglia, perché io non chiamo più. Ogni mi chiami dico, ho delle novità. Vengo. Perdonami Nicola, Lello resta un'opportunità per la Federazione Ciclistica Italiana e va sfruttata nel senso buono del termine. Sì, no, ma assolutamente. Grazie, Sai perché lui va dove gli altri non attaccano bottone, perché sai le formalità, le cagatine. Una domanda posso farvi? Ci sono dei comitati dove si sono presentati da soli e hanno fatto anche fatica, no? Uno in Veneto. Che vita hanno secondo voi? Ci sarà un contrappasso? Cioè, sono delle problematiche serie. Il Veneto per me è un problema serio. Ma ogni regione ha delle problematiche e vanno risolte. Non c'è la regione sana e salva, ci sono dappertutto le problematiche. Il Veneto sta vivendo un momento difficile, ma bisogna dare tempo al neo presidente Guerretta. E voi dovete dargli una mano. Assolutamente sì, di prendere le misure, di capire dove è finito e sicuramente saprà far bene per quello che io conosco Mario. Benissimo, noi auguriamo a tutti, per il bene di questo sport, di fare quel passo in più, anche cercare di essere un po' autoreferenzialisti e soprattutto avere un po' di più carattere, nel senso di rivendicare. Secondo me bisogna essere più trasversali e mi autorizzo, scusa il gioco di parole, a consigliare alle società venete star vicino a Mario e Mario farà bene sicuramente. Certo, noi lo auguriamo a tutti, io continuo sempre a dire che c'è un buco impressionante perché tu non puoi pretendere di fare una piramide anche nel comitato regionale dove c'è veramente tanto tempo da spendere senza una lira, cioè ragazzi, con tutto il cuore, un minimo di spesa devi dargli a questi presidenti, perché non hanno una vita, è una cosa che soltanto nel mondo del ciclismo succede, non credo che sia una cosa normale. Mi mangerò un altro appartamento qui. Ma non tu, no, voglio dire, io se devo fare il presidente del comitato regionale, sto attento, posso farlo perché sono in pensione, posso fare perché ho del tempo libero, ma ragazzi, a gratis no, cioè mi dispiace perché le spese esistono. E questa è una cosa che bisognerebbe porci veramente. Io do ragione a Silvio Martinello in questo, quando lui ha detto bisogna mettere un tetto, bisogna mettere qualcosa a favore di chi fa
il presidente, perché è un lavoro, ragazzi. Questo credo che sia una cosa che dovreste prendere in considerazione. Ma sicuramente è già sul tavolo di lavoro di tutto il Consiglio federale, ma non da qualche giorno, già da qualche mese nei programmi di Cordiano c'è proprio questo. Ce lo auguriamo, perché è un peccato dove ci sono persone di grande talento che potrebbero dare un contributo serio e professionale, e soprattutto rivendicare la sicurezza delle strade, perché le prime vittime purtroppo sono i ciclisti, ed è un'ecatombe che non è più accettabile. Tanto Lello, io ti ringrazio. Grazie a te, Nicola. So che non vai ai mondiali, mi auguro che settimana prossima di avere qualche immagine, perché vorrei parlare, vorrei anche analizzare tutto quello che è successo. Lo abbiamo sempre fatto, lo faremo anche quest'anno, poi un po' di pausa, metteremo qualche ricordino di qualcosa che abbiamo fatto in precedenza, ma non vi abbandoniamo mai, continuiamo ad andare avanti. L'unica trasmissione, 26 anni, non sono pochi, siamo veramente la trasmissione più longeva. Stefano, auguri per la tua carica. Grazie. Per gli appartamenti? Per gli appartamenti no, basta, perché sennò non va mia bene. moglie mi ha manda fuori ragione, di ha casa. ragione. Tua moglie di bando come si chiama? Michela e manette metti. Taglia le mani. Ma mi sopporta da 30 anni. Vabbè, però basta. Prima la famiglia. Grazie e buon lavoro a noi. Grazie a voi, ragazzi. E noi a settimana prossima a Daniele Pontoni, tutto il nostro... non ti diciamo niente. Non ti diciamo niente. Grazie per quello che farai. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.